Sono oltre 400 i prigionieri detenuti nelle carceri venezuelane che sperano e attendono di essere liberati dopo la caduta del regime di Nicolás Maduro. Gli italiani, insieme ad Alberto Trentini, circa 28, dei quali per ora sono stati scarcerati. Solo gli italo-venezuelani con doppio passaporto. Continuano però i contatti per il nostro connazionale Alberto Trentini e la sua comunità, la parrocchia di Sant'Antonio Lido di Venezia, si ritrova puntuale in preghiera anche per chiedere durante l'Eucaristia in modo incessante la sua liberazione. Nel pomeriggio qualcuno per un attimo ha anche alzato le tapparelle di casa Trentini, ma i genitori Armanda e Ezio restano chiusi in casa in attesa di ricevere notizie. La presidente Meloni ha pubblicamente definito un gesto di grande valore la decisione della presidente dell'Assemblea venezuelana Delcy Rodriguez di liberare molti prigionieri e questa dichiarazione forse potrebbe aprire la strada anche a importanti sviluppi positivi per Alberto Trentini. Intanto il ministro degli esteri, il vice premier Antonio Tajani, è al lavoro con il team della Farnesina e chi a Venezia e in Veneto è uno dei più suoi stretti collaboratori. In Forza Italia è l'assessore comunale veneziano Ridensi, Michele Zuin, con un ruolo amministrativo anche nel partito, che dice: Sono ore d'attesa in questi giorni per la liberazione del nostro concittadino Trentini. Tutti noi speriamo in una soluzione appunto dopo quello che è successo in Venezuela e dopo le liberazioni che ci sono state in questi giorni. Il ministro degli esteri sta facendo il possibile, ha parlato con gli Stati Uniti in modo tale anche lì di sollecitare la liberazione del nostro Trentini. Ci sono in queste ore difficili speranze e fiducia. Speriamo che arrivi quanto prima questa bella notizia che aspettiamo tutti noi, cittadini italiani e soprattutto veneziani del Lido e soprattutto la famiglia.